Siamo come di consueto a pochi metri dal rettangolo verde di gioco dove si giocherà ovviamente domenica sera anche Udinese-Fiorentina, però per testimoniare anche, come capita spesso, quelli che sono i lavori e soprattutto l'andamento, perché ogni volta che si esce qui allo Stadio Friuli, in particolare dopo una trasferta in cui non si è giocato, si vedono tante novità e comunque i lavori che sono sempre andati avanti alla grande, come avviene, come abbiamo detto, in tutte le settimane, perché la curva sud e la curva nord ormai hanno un aspetto completamente diverso. La curva sud è stata completamente rasa al suolo, si possono vedere le ruspe in azione, sono ben 4 comunque i cingolati in azione per debellare, per togliere proprio tutta quella che è la curva sud, che come detto è ormai un ricordo, non c'è più un seggiolino, ci sono soltanto degli scalini che andranno abbattuti nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, per poi far spazio all'operazione di ripulitura di tutti i detriti e l'edificazione di quella che sarà la nuova curva sud, che ormai praticamente è l'ultimo settore rimasto su cui lavorare, da edificare proprio da zero, perché per il resto la curva nord e i laterali stanno crescendo alla grande. Nella curva nord ci sono anche delle piccole chicche, perché ormai è praticamente composto, i seggiolini sono stati messi per prova, pian piano ne vedremo sempre di più. Abbiamo visto tra l'altro innestati i fari sia sulla destra che sulla sinistra del campo, ci sono i primi fari, le prime luci di quello che sarà il nuovo Stadio Friuli. Per il resto tutta la copertura, le rifiniture stanno trovando la loro ultimazione, in particolare abbiamo visto anche un piccolo pezzo di copertura trasparente, crediamo in plexiglass, ma non ci avventuriamo nella definizione del materiale. Fatto sta che comunque è tutto ormai sta andando verso la completazione ultima di come si vedrà poi essere definitivamente la curva nord. I laterali, come abbiamo detto, anche procedono alla grande con tutti gli operai che stanno lavorando alacremente. Anche lì la copertura è pronta, mancano veramente gli ultimi ritocchi per vederla completata. La curva sud, ve l'abbiamo detto, è praticamente distrutta. Per quanto riguarda l'esterno, anche un bel colpo d'occhio, abbiamo già testimoniato le luci allo Stadio Friuli, non le luci a San Siro, insomma, con quella che sarà la copertura definitiva, molto bella, luminosa, che anche sarà un bel colpo d'occhio per chi passerà qui nella serata. Anche con il sole, anche con la luce del giorno, fa il suo bellissimo effetto, una copertura molto dinamica, molto moderna, che dà proprio l'impressione di un gioiello del nuovo Stadio Friuli, che abbiamo visto e ammirato tanto tempo nel suo modellino. Sta veramente prendendo pian piano forma per essere quella che sarà la casa definitiva del tifoso bianconero. Siamo come di consueto a pochi metri dal rettangolo verde di gioco dove si giocherà ovviamente domenica sera anche Udinese-Fiorentina, però per testimoniare anche, come capita spesso, quelli che sono i lavori e soprattutto l'andamento, perché ogni volta che si esce qui allo Stadio Friuli, in particolare dopo una trasferta in cui non si è giocato, si vedono tante novità e comunque i lavori che sono sempre andati avanti alla grande, come avviene, come abbiamo detto, in tutte le settimane, perché la curva sud e la curva nord ormai hanno un aspetto completamente diverso. La curva sud è stata completamente rasa al suolo, si possono vedere le ruspe in azione, sono ben 4 comunque i cingolati in azione per debellare, per togliere proprio tutta quella che è la curva sud, che come detto è ormai un ricordo, non c'è più un seggiolino, ci sono soltanto degli scalini che andranno abbattuti nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, per poi far spazio all'operazione di ripulitura di tutti i detriti e l'edificazione di quella che sarà la nuova curva sud, che ormai praticamente è l'ultimo settore rimasto su cui lavorare, da edificare proprio da zero, perché per il resto la curva nord e i laterali stanno crescendo alla grande. Nella curva nord ci sono anche delle piccole chicche, perché ormai è praticamente composto, i plexiglass, ma non ci avventuriamo nella definizione del materiale. Fatto sta che comunque è tutto ormai sta andando verso la completazione ultima di come si vedrà poi essere definitivamente la curva nord. I laterali, come abbiamo detto, anche procedono alla grande con tutti gli operai che stanno lavorando alacremente. Anche lì la copertura è pronta, mancano veramente gli ultimi seggiolini, sono stati messi per prova, pian piano ne vedremo sempre di più. Abbiamo visto tra l'altro innestati i fari sia sulla destra che sulla sinistra del campo, ci sono i primi fari, le prime luci di quello che sarà il nuovo Stadio Friuli. Per il resto tutta la copertura, le rifiniture stanno trovando la loro ultimazione, in particolare abbiamo visto anche un piccolo pezzo di copertura trasparente, crediamo in plexiglass